sono arrivato immediatamente, ho sentito le urla di questo ragazzo che era dall'altra parte della strada che ha detto vieni fuori, perché hai tirato fuori la pistola? E ho visto, perché poi ho buttato l'occhio immediatamente dentro la cabina, dove c'era questo vigilante seduto, era l'autista probabilmente. La scena è ripresa da alcune ragazze di ADL Cobas. Siamo in zona Borgomagno, sono le 12:30. Un ciclista di colore rimprovera l'autista di un furgone della Mondial Pol che sta attendendo il collega entrato in banca per consegnare un pacco proprio sulle strisce pedonali, impedendo il passaggio. Questi, vistosi attaccato, tira fuori la pistola. Il problema era che questi qua erano sopra le strisce pedonali e sopra la ciclabile, proprio sopra, uno spazio dove non si poteva passare. No, e questo ragazzo è arrivato e ha detto spostati, non so in che modo non c'ero. E spostati, e questo qua è andato dall'altra parte della strada e ha tirato fuori la pistola. Attimi concitati, l'ex consigliere padovano Nereo Tiso cerca di sedare gli animi. Questo qua aveva la bicicletta con due seggiolini da bambino piccolo, quelli che si attaccano dietro, insomma, e non creava nessun disagio a nessuno, nessuna provocazione a nessuno. Bisognava vederlo questo ragazzo. Insomma. Consegnato il pacco, il furgone ingrana la prima e se ne va. Tiso alzerà il telefono per denunciare l'accaduto chiamando proprio la Mondial Pol, che ha già annunciato che prenderà provvedimenti.